ripartiamo di nuovo con il candidato Bellinazzi e andremo avanti così. Quali sono le tre priorità del programma della sua coalizione? Allora, le tre priorità del programma della nostra coalizione sono punto primo, che è quello di portare dei consiglieri in consiglio comunale che siano indipendenti dai partiti, non tanto per fare una questione personale, quello o quell'altro al posto di quello che è su un'altra lista, ma perché appunto noi abbiamo verificato negli anni qui a Portogruaro è mancata anche questa, cioè l'autonomia del singolo consigliere, che la legge lo prescrive, però arrivati in certi momenti di tensione si è visto che comunque così non è stato. Alla fine, quando i partiti hanno stretto i ranghi, tutti si sono messi tranquillamente dietro le fila e hanno proseguito, e il commissariamento è uno di questi errori che abbiamo verificato, ma negli anni ce ne sono stati altri. Poi abbiamo detto per primi la salvaguardia di tutti i servizi, tutte le sedi istituzionali, tutto quello che fa Portogruaro città. Quindi io in questi mesi, fino a un mese fa, adesso magari che è stato un po' sospeso il tema, ho sentito qualcuno che andava anche dicendo di trasferire l'ospedale, cioè di chiudere l'ospedale di Portogruaro e farne uno nuovo, mi sembra, nell'Interland di San Donao, un paesino, non so se adesso sbaglio, Cesio, Torre di Mostre. Io credo che questo sia veramente la prima industria di Portogruaro, più forse della caserma, adesso non farei una gara però per i cittadini sicuramente sì. Tutti già sappiamo, paghiamo quando abbiamo qualcosa che magari non riusciamo a recuperare qui a Portogruaro le risorse necessarie e quindi siamo costretti a spostarsi. Portogruaro da sempre è il confine del Veneto rispetto alla regione confinante, quindi non ho mai visto nessuno difendere il proprio territorio all'interno dei confini. Se si difende il proprio territorio lo si difende sul confine. Noi crediamo che con i soldi che si possono recuperare da questa emorragia che abbiamo verso il Friuli già possiamo potenziare, ma addirittura aumentare e crescere qui a Portogruaro. Dico un'altra cosa, qualcuno mi ha obiettato, ma insomma non si può avere l'ospedale a 10 o 15 minuti da casa. Ma io dico una cosa, farlo a Portogruaro va benissimo perché, per esempio, farlo a Cesio o Torre di Mosto, quando già da San Donà in 20 minuti hanno un nuovo ospedale dell'Angelo a Mestre, che è un super ospedale, purtroppo ho avuto anche occasione di andare per motivi personali, posso garantire che quelli di San Donà sono super coperti. Gli unici scoperti rimaniamo noi, è assurdo spostare il baricentro a San Donà, perché se lo teniamo qui a Portogruaro recuperiamo anche molte risorse. Grazie. Bene, grazie.